Prestigiosa location al centro Candiani di Mestre, multisala e attività di convegni nella sala attrezzata al terzo piano, che si riempie per l'occasione di curiosi e addetti ai lavori, cittadini ed esperti, per la presentazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al pubblico del resoconto bilancio di questi suoi primi 7 mesi di governo della città. Si parte subito con una musica accattivante, accompagnata dalle immagini di articoli di giornali locali e nazionali che riassumono l'operato del sindaco e della sua amministrazione in questo primo periodo, con tematiche legate alla sicurezza e all'organizzazione della città. I temi d'Italia. Il tema del bilancio, adesso ricomincio qui Sky e continueranno a dire che sono, ma la realtà è questa: abbiamo trovato 800, più o meno con Michele stiamo organizzando un bilancio consolidato, che in questa città non c'è. Consolidato vuol dire dobbiamo consolidare il bilancio del comune con quello delle partecipate per dare ai cittadini un numero certo e certificato, non certo perché lo diciamo io e lui, certificato da una società di revisione, ma è tale che un domani voi possiate dire se dopo il mio intervento il buco o il debito è più alto o più basso. Se è più alto ho fallito, c'è poco da fare, ho amministrato male. Se io devo riuscire a lasciare la città con debito, oltre ad averla amministrata, spero bene, questo dovete giudicarlo voi, ma devo lasciarla con un debito più basso e anche secondo me notevolmente più basso. Mi conta molto anche per carità la fortuna, la crisi, quello che vuoi, ma 800 milioni. E il punto è che non c'è solo a Venezia sta roba. Questa roba di continuare ad amministrare facendo l'elemosina a tutti quanti e diventando eroi perché si distribuisce è purtroppo un brutto vizio italiano, ci stanno facendo morire. Le finanziarie a debito noi non le possiamo più accettare. Gli interventi di Luigi Brugnaro sono sicuri e consapevoli e denotano le difficoltà già superate in questo primo periodo dall'amministrazione comunale, con coraggio e lavoro, aumentando la capacità gestionale e organizzativa e appianando debiti e oneri fiscali. Però in questo comune c'è troppa voglia sempre di chiedere qualcosa, sempre chinarsi, sempre andare a cercare. E invece io ho visto tanta gente che ha cominciato ad alzare la testa, tanti dipendenti comunali che hanno preso coraggio e hanno cominciato a denunciare le cose che non vanno, a fare proposte operative. E di questo li ringrazierò sempre perché abbiamo tantissimi progetti in corso. Però abbiamo dovuto occuparci anche di cose che arrivavano da prima, senza polemica, ma come si chiama la via? La Valenari bis. Cioè io non ho fatto un segno di pena sulla Valenari bis. Detto questo, abbiamo dovuto, per non incorrere ancora in danni ulteriori al comune, abbiamo dovuto realizzare la Valenari bis, la stiamo facendo, era finita. Al termine del convegno le domande della gente sulle tematiche discusse con risposte e repliche adeguate per una giornata interessante e costruttiva insieme ad un pubblico coinvolto e ad un sindaco che sicuramente ci dà fiducia e sicurezza d'operato anche per il futuro.